Daniel Perin, centrocampista. Allora, innanzitutto come ti stai trovando? Beh, per questo inizio di stagione mi sto trovando molto bene, i compagni sono nuovi, io arrivando comunque dalle giovanili è un cambiamento molto importante iniziare col mondo dei grandi, però sono molto contento di aver preso questa decisione, di essere venuto qua. Parlaci un po' di te, quali sono le tue caratteristiche? Sei un centrocampista, ma principalmente appunto quali caratteristiche hai? Solitamente quando gioco in centrocampo mi piace gestire il pallone, comunque avere sempre il comando del gioco, toccare tanti palloni e comunque girare palla da destra a sinistra, questo è il mio obiettivo. Parlavi di giovanili, ci spieghi un po' il tuo percorso. Beh, io ho iniziato al Vittorio Veneto Falmec, squadra comunque nativa, e poi sono passato al Pordenone dove ho fatto 4 anni di professionismo. Purtroppo dopo il fallimento ero rimasto senza squadra, ma ho fatto un provino al Sutilo e mi hanno preso per 2 anni per poi essere venuto qua. Cosa ti ha spinto di questo progetto di Treviso? Beh, mi ha spinto sicuramente la città, la storia che c'è dietro la squadra e anche subito le parole del direttore sportivo mi hanno impressionato fin da subito e infatti non ho avuto dubbi sulla decisione da prendere. Che campionato vorresti fare, insomma, dal punto di vista personale e anche dal punto di vista ovviamente della squadra? Beh, parlando di gruppo, sicuramente noi siamo concentrati per fare il meglio possibile, comunque per portare a casa il nostro obiettivo, riportato dal presidente. Poi personalmente io ovviamente cerco sempre di fare il meglio di me, di giocare sempre il più possibile, di dare sempre il tutto per la squadra. Come si vive il ritiro qui ad Arta? Beh, diciamo che è il mio primo ritiro, quindi non è stato semplicissimo all'inizio, però adesso mi sto integrando, un po' faticoso, però fa parte tutto del mondo del calcio, quindi. Cosa ti piace e non piace del ritiro, diciamo? Beh, non mi piace molto la parte fisica, quindi quando si deve correre, la parte con un po' più di intensità, però tutto sommato fa sempre bene, mentre quando si sta con la palla tutti assieme, così le partitine a fine allenamento, quella è la parte migliore secondo me. Oltre al calcio hai fatto qualche altro sport? Ti sei innamorato subito del calcio? Beh, diciamo che fin da piccolo sono sempre stato col pallone tra i piedi e quindi mi sono sempre innamorato, ho iniziato a 4 anni circa e non ho mai smesso. Ricordavi appunto della storia del Treviso, tu sei giovane ovviamente, ma c'è qualcosa che anche da bambino ti ricordi magari del Treviso, qualcosa? Beh, onestamente io sono nato comunque poco tempo, cioè alla fine 17 anni fa, quindi non è che ho molti ricordi riguardo il Treviso tra i professionisti, però sicuramente le immagini quando era in Serie A, anche nonostante non abbia fatto sempre bene, sono rimasti in testa. Ecco, rimanendo ai professionisti, c'è un giocatore a cui tu ti ispiri particolarmente del calcio maggiore? Beh, del calcio maggiore io mi ispiro a Tony Kroos, che comunque abbiamo, tra virgolette, lo stesso fisico, stessa statura e cerco comunque di medesimarmi in lui nel giocare la palla e stare sereno in campo. Una crescita che può essere per te e per la squadra, anche in prospettiva appunto di poter andare magari puntare alla Serie C, no? Beh, sicuramente la Serie C è un sogno e io vorrei comunque migliorarmi il più possibile per rendermi al massimo per la squadra, per essere sempre disponibile e migliorare appunto le mie incertezze, i miei dubbi, grazie a appunto i più vecchi, i più veterani che mi insegnano sempre tanto. E cosa ti dicono i veterani? Qual è il maggior consiglio che ti viene dato? Di giocare in modo sereno, senza pressioni, che sono qui per imparare, che anche se sbaglio ci sono loro, che rimediano i miei sbagli, questa è una cosa importantissima. 2 trevigiani nella rosa, quindi un onore e un onore in più, no? Sì, sicuramente. Beh, diciamo che era da tanto che non provavo questa esperienza vicino a casa, essendo che abito fuori da ormai 3-4 anni e ritornare a casa fa sempre bene. E parlando della tua infanzia calcistica vittoriese, c'è qualcosa che ricordi con piacere dei primi movimenti lì? Bah, io il primo ricordo che ho è sempre nel campo la Vittorio Veneto allo stadio, la corsa contro un pallone. Io ai tempi giocavo con il 2005, quindi non era semplicissimo, un po' mi arrabbiavo, qualche volta piangevo, però comunque mi sono sempre divertito al massimo, sì, questi sono i ricordi principali. Cosa ti colpisce dell'allenatore dal punto di vista tecnico e anche su come organizza la squadra? L'allenatore si vede che ha qualità, arriva comunque da
dalla Serie B, campionato dove militava anche la mia ex squadra precedente. Diciamo che lui è molto bravo a integrare i giovani con i vecchi, sicuramente. Anche lui, nonostante sbagli, ti aiuta sempre, cerca sempre di migliorarti perché lui sa il tuo potenziale, appunto sa il mio potenziale, lo sta conoscendo e speriamo che me lo tiri fuori e che io riesca a tirarlo fuori. Un altro trevigiano a Treviso, che cosa significa per te? Beh, per me è un onore rappresentare la squadra della mia provincia, è il mio primo anno in una prima squadra e sono molto contento di questo. Quali sono le tue prime impressioni in questo ritiro? Beh, la squadra mi sembra molto forte, cambia ovviamente dalla primavera che facevo l'anno scorso e è tutto un altro mondo, ma le mie prime impressioni sono sicuramente positive. Il salto di categoria, diciamo, da primavera ai senior. È un bel salto, ma fa parte del percorso di un calciatore. Se vuoi arrivare ad alti livelli devi farlo e sicuramente questo salto mi farà crescere tantissimo. Ci spieghi un po' il tuo percorso di calciatore da bambino fino a... Ho iniziato a giocare nella squadra del mio paese, Cairano di San Marco, poi sono andato al Giorgione, Castelfranco, e poi ho fatto 4 anni alla SPAL e fino a quest'anno che sono venuto qui. Quindi eri in primavera alla SPAL? Sì, primavera 2. Primavera 2. Sì. Che cosa hai imparato in questi anni del calcio? Beh, il calcio è ovviamente la passione più grande che ho imparato sicuramente i valori fondamentali, umiltà, rispetto, dedizione, costanza, valori che ci sono sia nel calcio che nella vita. Sicuramente il calcio è uno sport che ti aiuta molto anche a crescere a livello umano. Ci descrivi le tue caratteristiche come giocatore? Certo. Io sono un terzino destro, ho giocato anche a sinistra varie volte e mi piace spingere verso in avanti, sono più offensivo, ma sicuramente mi adatto a qualsiasi richiesta del mister. Bisogna essere bravi a saper fare le due fasi, come si usa a dire, Il no? ruolo è fondamentale. Ecco, c'è un po' una crescita di questi terzini di spinta, no? È un ruolo che va molto in questo periodo. C'è un giocatore del calcio maggiore a cui tu ti ispiri nella tua carriera? Allora, io mi ispiro, difficile, però giocatori che mi piacciono Sì. nel mio ruolo sono Hakimi, del Paris Saint-Germain, o Dumfries, che io sono interista, Quindi quindi c'è una preferenza sì, calcistica chiara in queste... mi piace perché sono due terzini che spingono molto e sanno fare tutte bene le due fasi che nel mio ruolo, come già detto, sono fondamentali. A cross come sei? Cross, Sai fare bene? sì, dai, me la cavo cross, me la cavo. Vi state allenando molto, ho visto sulle palle inattive anche da questo punto di vista, no? Sì, beh, nel calcio, soprattutto in Serie D, mi viene da dire che Dappertutto ormai le palle inattive. possono risolvere le partite e sono più che fondamentali, perché una partita può essere chiusa e arriva una punizione dal limite o un cross, un calcio d'angolo che ti può cambiare la partita. Ci sei mai stato al tennis da spettatore? No, non ci sono mai stato, non ho avuto l'occasione. Al calcio che ti ha avvicinato? Beh, il calcio, la mia famiglia, vengo da una famiglia con due fratelli, tutti e due sportivi, ex calciatori. Tra l'altro uno giocava pure a Treviso anni fa e sono nato con il calcio e penso morirò con il calcio.